Ha fatto molto discutere l'eliminazione del bonus psicologo dalla legge di bilancio 2022, qualcuno si è proprio incazzato, anche perché la pandemia sta facendo esplodere il disagio psicologico in tantissimi ambiti e tantissimi problemi legati alla salute mentale. Abbiamo visto nei giorni scorsi delle vere e proprie campagne da parte di influencer, anche sui social sono intervenuti sulla questione. C'è stata naturalmente una discreta polemica sul piano della politica, ma, e questa è la bella notizia, c'è anche chi si rimbocca le maniche e lo fa proprio qui dalle nostre parti, più precisamente a Valdagno, in provincia di Vicenza, dove il supporto psicologico lo paga il comune. Si chiama Ti Sostengo questa iniziativa ed è un servizio gratuito realizzato nell'ambito del progetto Giovani di Valdagno. Se vi ricordate, ve ne ho già accennato qualche giorno fa proprio qui su Sveglia Veneto, dandovi questa notizia bellissima che però merita di essere approfondita. E allora oggi torniamo a parlarne e lo facciamo con un ospite davvero speciale. Sono molto contento di averla qui con noi, perché è bene farsi spiegare le cose da chi le cose le fa e le realizza. Lei è l'ideatrice del progetto, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Valdagno. Abbiamo con noi Ester Peruffo. Ciao Ester. Ciao Jack, grazie dell'invito. Perfetto, allora come prima cosa, intanto benvenuta a Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista a Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e come prima cosa ti chiedo di presentarti, lo chiediamo a tutti i nostri ospiti, chi è Ester Peruffo? Allora, Ester Peruffo è una ragazza. Puoi anche non parlare di te in terza persona. Certo, no, ma mi piace parlare di me in terza persona, mi dà quell'alone di mistero, no scherzo. Comunque, allora, io ho 29 anni, dal 2019 sono assessore nel comune di Valdagno e mi occupo in particolare di politiche giovanili, ma anche di comunicazione, partecipazione e trasporti. Il comune di Valdagno è un comune, come hai detto, della provincia di Vicenza, un comune molto grosso, abbiamo quasi 26.000 abitanti e appunto adesso sto tralasciando di concludere il mio percorso universitario proprio per dedicarmi a questo impegno a tempo pieno. Perfetto, e nell'ambito di questo impegno allora hai promosso, hai lanciato questo bellissimo progetto, quindi che si chiama Ti Sostengo, giusto? Esattamente. Allora, abbiamo letto sui giornali questa settimana che appunto il progetto è stato lanciato dal Comune di Valdagno. Intanto volevo chiederti quando sarà operativo o è già partito? Allora, in realtà è già partito, nel senso che proprio oggi si sono svolti i primi colloqui, insomma ci sono stati i primi appuntamenti dello sportello individuale, mentre da sabato prossimo partirà anche il corso di formazione di cui magari appunto poi ti parlo un po' meglio. Perfetto, spiegaci quindi come funziona, come si articola questo progetto. Non è semplicemente appunto un bonus, ma è invece proprio un progetto strutturato, giusto? Ci sono i corsi esatto. Gli appuntamenti, diciamo, gli incontri individuali, ma anche di gruppo. Esatto, allora le azioni di questo progetto sono tre. La prima è lo sportello psicologico per ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni, uno sportello singolo quindi, è uno sportello gratuito come tutte le azioni previste appunto da questo progetto, uno sportello gratuito che si svolge proprio nei locali di Progetto Giovani, nella sede di Progetto Giovani qui di Valdagno. La seconda attività che abbiamo previsto è quella di una serie di incontri per piccoli gruppi, sempre per ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni. Se gli sportelli gli sportelli singoli saranno 2-3 pomeriggi a settimana, anche in base appunto alle richieste, gli incontri per i gruppi abbiamo pensato di organizzarli solo un pomeriggio a settimana. Perfetto, quindi sia incontri singoli che incontri di gruppo e tutto completamente gratuito. Tutto gratuito, esatto. E poi la terza attività a cui abbiamo pensato è un corso di formazione
che abbiamo chiamato Intercettare il disagio psicologico da Covid. Ci è venuto in mente di organizzare anche questo corso perché molto spesso tutti gli adulti di riferimento che lavorano con i ragazzi, con i giovani, quindi educatori, allenatori, insegnanti, ma anche i genitori stessi, non hanno gli strumenti per riconoscere le situazioni di disagio, riconoscere e poi orientarlo, ovviamente, affrontarlo. E quindi il terzo fronte di intervento è dedicato proprio a queste figure, allora agli educatori. Esatto, si tratta di un corso di formazione breve, in realtà sono 6 ore, che si distribuiscono in 2 sabati mattina, quindi il primo incontro sarà non questo sabato ma quello successivo e poi quello dopo ancora. E ci siamo affidati a un centro specializzato appunto di psicologia, neuropsicologia, riabilitazione, eccetera, e che si chiama Centro Phoenix. E quindi di questo corso nello specifico si occuperanno quei professionisti, mentre la psicologa che segue gli sportelli è una psicologa della cooperativa Studio Progetto. Che è una cooperativa che opera nel locale. Territorio, immagino. Esatto, esatto, è una cooperativa locale ed è anche quella che ha vinto la gara per Progetto Giovani, quindi è proprio, è bello il fatto che ci sia un ampliamento sostanzialmente del servizio sempre con la stessa realtà sostanzialmente, ma attingendo a professionalità diverse. Diventa una sorta di progetto integrato, diciamo, quindi esatto. Si amplia il servizio all'interno sempre del Progetto Giovani. Beh, è una bellissima iniziativa, secondo me. Grazie. E complimenti, infatti, speriamo dia i suoi frutti. Quanto tempo è previsto per questo progetto? Quanto è stato finanziato? Allora, purtroppo solo fino a fine marzo 2021, quindi abbiamo 3 mesi. 2022? 2022, sì, siamo nel 2022, però stiamo già cercando con la responsabile appunto di Progetto Giovani dei nuovi finanziamenti, magari con i piani di intervento in materia di politica giovanile regionali, oppure cercare di capire appunto se riusciamo a magari interromperlo e riprenderlo, però dare continuità, anche perché abbiamo visto, ti do già qualche dato se vuoi, certo. Che immaginavamo che il bisogno ci fosse, che la necessità ci fosse, però nel momento in cui abbiamo aperto le iscrizioni sono arrivate le richieste, c'è stata... Esatto, già 7 appuntamenti, abbiamo già fissato 7 appuntamenti singoli e per il corso di formazione invece avevamo messo un tetto massimo di 30 persone e invece ne stiamo accogliendo di più, siamo a 32 proprio perché la domanda è tanta, anche da comuni vicino al nostro, nel senso che i partecipanti non sono tutti di Valdagno, ma ad esempio c'è qualcuno anche di Valli del Pasubio, proprio perché siete l'unico comune quindi che offre questo tipo di servizio attualmente? Sì, nel territorio per quello che nella zona ovviamente. Esatto, sì. Ho capito, quindi può anche diventare di riferimento per i comuni circostanti, ma mi sembra interessante l'aspetto dei fondi, quindi è finanziato fino a marzo e siete in cerca ovviamente di finanziamenti per proseguire e dare continuità, ma leggevo che il progetto è finanziato con dei fondi governativi, in particolare i fondi Covid, correggimi se sbaglio. Esatto. Sì, sostanzialmente per il 2021 avevamo dei fondi Covid da utilizzare, il totale era di 240.000 mi pare, e ovviamente per cose di vario tipo, nel senso che dentro ci sono dei fondi con cui esatto. I comuni hanno pagato un po' di tutto in giro, esatto. Sono state pagate anche le luci di Natale se non sbaglio o cose di questo genere e voi avete scelto di usarli anche comunque per attivare questo progetto. Esattamente, sì. Diciamo che abbiamo previsto degli interventi in vari ambiti, quindi nel settore della scuola, dello sport, del commercio, del sociale, ovviamente come tantissimi altri comuni, e abbiamo pensato di provare anche questa cosa, perché appunto parlando con molti animatori, capi scout, insegnanti, educatori, durante la pandemia abbiamo proprio percepito con Progetto Giovani la difficoltà che si trovavano ad affrontare nel relazionarsi con i ragazzi, proprio perché i ragazzi hanno avuto un momento di
di stop completo, diciamo, soprattutto, cioè, diciamo che si sono sentiti più isolati, più esclusi. Anche con la DAD, ovviamente. Esatto, basti pensare che in uno studio del professor Galazzo, che è un docente della Bocconi, si dice che l'Italia è stato il paese europeo, di quelli presi in considerazione ovviamente, però in generale, che ha fatto maggiormente ricorso alla DAD, e questo ovviamente ha la didattica a distanza, appunto. Esatto, degli effetti molto pesanti, nel senso che abbiamo visto aumentare anche nel nostro territorio sia disturbi alimentari, disturbi del sonno, molti ragazzi che dicevano una notte su due non dormo, quindi proprio una difficoltà diffusa, insomma. Certo. E nel momento appunto in cui non sono state prese non sono state, pensate delle attività per affrontare anche queste difficoltà, questi disagi, nonostante già da inizio 2020 ovviamente psicologi di ogni tipo mettessero in guardia sugli effetti della pandemia, soprattutto sui più giovani, abbiamo detto proviamo a fare qualcosa noi. Proviamo a farlo noi, quindi diciamo, e questa era una domanda che volevo farti, mi stai in qualche modo dicendo che la scelta di attivare questo servizio è anche collegata quindi alla decisione del governo di non prolungare il bonus psicologo cosiddetto, insomma questa misura con la legge di bilancio 2022? Allora, sì, no, nel senso l'avevamo già prevista prima perché ci stiamo lavorando già da agosto-settembre 2021, però diciamo che è capitato proprio a fagiolo, la partenza di questo servizio è capitato a fagiolo perché l'abbiamo lanciato proprio nel momento appunto in cui si apriva il dibattito sul fatto che dalla legge di bilancio 2022 sono stati tolti appunto i fondi per il bonus psicologo. Certo, lasciando quindi sicuramente un vuoto. E da questo punto di vista volevo chiederti, appunto abbiamo aperto questa puntata proprio richiamando questa notizia e il dibattito molto, molto grosso, molto importante anche che c'è stato sul punto, ma il bonus psicologo che non c'è più, ma sarebbe stato sufficiente, diciamo, come risposta, per esempio, insomma, alla situazione che mi hai appena descritto e quindi di un'esplosione dei vari disturbi psicologici, mentali legati proprio all'evoluzione della pandemia? Tu mi hai parlato in particolare di quelli dei giovani, ma ovviamente non ci sono soltanto i giovani. Cioè, quello che ti chiedo è, sicuramente aiuta, ma può bastare un bonus psicologo dal tuo punto di vista, oppure possono servire questi progetti messi in campo dagli enti locali, come appunto per esempio Ti Sostengo, o serve forse un intervento di altro tipo? Allora no, secondo me assolutamente non sarebbe bastato comunque il bonus psicologo, ma così come non basta il nostro intervento, anche perché, come abbiamo detto, è un intervento a tempo, sostanzialmente dura 3 mesi e poi se troveremo altri fondi potremmo proseguire. Su questo poi ti chiedo una cosa. Certo, sì. Il problema del bonus psicologo è che con i fondi a disposizione si sarebbero potuti coprire probabilmente nemmeno tutte le domande, ma solo un piccolo numero di sedute, cioè sarebbero stati a pagare qualche seduta da uno psicologo privato, così non si risolve il problema, perché non si parla nemmeno di un percorso completo, non veniva nemmeno garantito quello. L'obiettivo è, secondo me, a cui tendere è quello di uno psicologo di base proprio come figura, ma in generale andrebbero implementati una serie di servizi, penso anche ad esempio ai consultori. Qui nella nostra zona, se ci sono dei giovani che hanno delle problematiche, non possiamo, cioè fatichiamo a indirizzarli magari al consultorio, che pure è proprio qui all'ospedale di Valdagno, perché il personale è molto scarso, ovviamente i fondi sono stati tagliati sempre di più e non riesce a stare dietro a tutte le richieste, quindi ovviamente si cerca di dare priorità a quelle un po' più urgenti o più gravi, ma in questo modo non si garantisce l'adeguato supporto che tutti meriterebbero, quindi no, secondo me serve un intervento
molto più ampio e che parta dall'alto. Chiarissimo, e in questo caso forse è veramente una questione, oltre che in qualche modo di volontà politica, anche di soldi, perché, e qui Certo. mi ricollego alla domanda che insomma volevo farti prima, e cioè voi state già cercando dei fondi per portare avanti questo progetto, un progetto che attualmente è finanziato da fondi Covid, insomma, quindi fondi legati a un'emergenza. Ma vorrebbe ovviamente renderlo strutturale o comunque continuarlo, così mi dicevi. E allora io vado a vedere gli ultimi dati disponibili su quelle che sono le spese, gli investimenti che vengono fatti in Italia in salute mentale, e noi vediamo che nel nostro paese per la salute mentale l'investimento è pari al 3,5% sul totale della spesa sanitaria. In Veneto, la nostra regione, questo investimento si riduce addirittura al 2,3%, sempre sul totale della spesa sanitaria. Per fare un confronto, la media europea è del 5,5% e in Germania in salute mentale investono, perché io non lo considero una spesa ma ovviamente un investimento per la salute, ebbene in Germania è l'11,3%, quindi in Veneto un cittadino della nostra regione, noi che viviamo in Veneto, abbiamo per ogni 100 euro di spesa sanitaria solo 2,3 per la salute mentale e invece in Germania ne hanno 11 e rotti, quindi più del triplo, anzi forse più del quadruplo. Allora, quello che volevo chiederti è come facciamo a recuperare i soldi? Come facciamo a recuperare i soldi per il progetto Ti Sostengo del comune di Valdagno? Questa è un'ottima domanda a cui no, non so rispondere. No, e chi è che deve rispondere a questa domanda? Ecco, dovrebbe rispondere ovviamente il nostro governatore, dovrebbero rispondere in generale le regioni, perché se nel 2001 è stato sottoscritto da tutti appunto i presidenti, i governatori di regione, un documento all'unanimità appunto in cui si diceva ci si impegnava a portare la spesa sanitaria dedicata alla salute mentale al minimo di 5% nel 2001, qui insomma mi sembra che non l'ha fatto pressoché nessuna regione, quindi innanzitutto bisognerebbe magari rispettare l'impegno che ci si prende. Poi da questo traspare chiarissimo il disinteresse, se già appunto a livello nazionale abbiamo visto che l'eliminazione del bonus psicologo, per quanto non sarebbe stata una soluzione, però un segnale sì. Comunque dimostrava una disattenzione appunto a determinate problematiche, qui nella nostra regione lo vediamo ancora di più, c'è proprio insomma la salute psicologica, la salute mentale ha proprio un ruolo sempre più marginale, non le viene data l'importanza che ha invece la salute fisica, quando dovrebbero stare assolutamente sullo stesso piano. Certo, quindi, anche perché molti disturbi mentali sono invalidanti tanto quanto alcune malattie. Ti ho interrotto comunque, stavi dicendo dove prenderemo i fondi, perché era quello che volevamo sapere. Ecco, no, allora non lo so, una cosa a cui stiamo pensando, però appunto è ancora, dobbiamo ancora approfondire, è quello, come accennavo prima, di provare ad attingere ai piani di intervento in materia di politiche giovanili che ogni anno con cui ogni anno la Regione Veneto finanzia dei progetti. Adesso noi ne abbiamo già uno in corso a Valdagno che non riguarda la salute psicologica e mentale, riguarda un progetto di animazione di strada e prevenzione del disagio, che si chiama Le regole del gioco. Questo progetto finirà a giugno. L'idea è magari di provare a presentare un nuovo progetto, però cambiando ambito, e vedere se questa può essere una possibilità. Assolutamente. E se no sbatterò i pugni sul tavolo e chiederò ai miei colleghi di destinare una parte del bilancio del comune a questa attività, posto che appunto dovrebbe essere un servizio garantito dappertutto, non dovrebbero pensarci i comuni. Certo, i comuni che peraltro in questo periodo non credo abbiano particolari dotazioni in cassa, diciamo. Quindi insomma bisogna un po' districarsi tra questi bandi e questi progetti.
Mi pare di capire. Allora Esther, ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcos'altro per salutare gli ascoltatori di Sveglia Veneto. No, in realtà sono io che ti ringrazio perché appunto è un progetto a cui tengo moltissimo e a cui abbiamo lavorato molto e sono contenta di raccontarlo e anche appunto se raccontarlo può stimolare anche altre realtà a proporre qualcosa di simile. Quindi grazie a te veramente per l'opportunità e a tutti i tuoi ascoltatori. Assolutamente, infatti ringraziamo chi ci ha ascoltato fino a qua, ovviamente l'augurio è quello che Ti Sostengo, il progetto del Comune di Valdagno possa proseguire, possa continuare, possa trovare i fondi per andare avanti e continuare a offrire il supporto psicologico gratuito ai giovani sotto i 30 anni. Esther, di nuovo grazie mille Grazie e a te. buona serata, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori. Per oggi è veramente tutto. Sveglia Veneto ritorna lunedì mattina, come sempre, con la rassegna stampa.